incolonnamenti sulle strade verso il mare in questa giornata di Pasquetta. I carabinieri a Silea hanno messo in campo controlli a tappeto anche con l'ausilio dell'elicottero. Shock a San Biagio di Callalta, che piange la scomparsa di Andrea Buosi, 46 anni, ieri vittima di un assurdo incidente in mountain bike nel Padovano. Pasquetta di interventi per i vigili del fuoco nella Marca, il più complesso a Borso del Grappa, dove è intervenuto anche l'elicottero della Regione del Veneto, sospesi i voli in parapendio. Di nuovo una chiesa chiusa a causa del Covid, succede a Conegliano al convento dei frati minori cappuccini. Dei 26 frati presenti, oltre la metà si è ammalata, 3 i ricoverati. Domenica ecologica anticipata oggi, lunedì dell'Angelo, a Treviso obbligo di legge per ridurre lo smog. Queste giornate si stanno rivelando un'opportunità. A Spresiano, Pasquetta sul Piave con grigliate e tavolate di amici dopo 2 anni di stop per la pandemia, un rituale che ritorna ma rispetto al passato con numeri e modalità più sostenibili. Sport e aria aperta per chi ha scelto la 40ª edizione della corsa dei Vovi di Selvana nello scenario del Parco dello Storga, proteste dal centro di recupero della fauna selvatica. Bentrovati, buonasera e buona Pasquetta telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la situazione del traffico sulle strade della Marca, che è stata attesa per tutta la giornata, intensi i flussi soprattutto in direzione del mare, sorvegliata speciale la Treviso Mare, ma ci racconta tutto Lina Paronetto. Treviso Mare, le 10 del mattino, lunghi incolonnamenti, traffico sostenuto, sono tanti i trevigiani saliti in macchina per raggiungere le località del mare. Per monitorare da vicino la situazione e prevenire comportamenti pericolosi al volante, i carabinieri hanno messo in campo fin dal mattino un articolato dispositivo lungo le principali direttrici verso il litorale. Mi permetta di fare gli auguri di buona festività pasquale a tutti i telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo sulla strada regionale 89 Treviso Mare, all'altezza del casello autostradale di Treviso Sud, non a caso. La rotatoria di Silea è uno degli snodi più critici della strada verso il mare entro i confini della provincia di Treviso, e lì si sono concentrate le pattuglie dell'Arma. Questo giorno di festa il territorio della compagnia Carabinieri Treviso vede impegnate 22 pattuglie in tutto l'arco orario della giornata, coadiuvate dall'occhio dall'alto dei colleghi del 14° elinucleo di Belluno, che coadiuveranno i carabinieri della territoriale, in particolare nelle fasi più critiche, che sono quelle della partenza attuale e quelle del rientro nel tardo pomeriggio. Una presenza evidente, quella dell'Arma in strada, che serve innanzitutto da deterrente verso i comportamenti scorretti alla guida, a cominciare dall'alta velocità. Il nostro target oggi è quello di fare in modo che sia una giornata di festa per tutti e che il comportamento sbagliato o illegale di pochi possa porre in pericolo l'incolumità di tanti. In mattinata 2 significativi incidenti si sono verificati altrove in provincia. A Pieve del Grappa uno scontro tra ciclisti di uno stesso gruppo ha costretto al trasporto in pronto soccorso a Castelfranco un 58enne vicentino. Vigili del fuoco impegnati nel recupero invece di un furgone uscito di strada e abbandonato dal suo conducente alle 7 del mattino a Mogliano Veneto. Solo attraverso la targa sarà possibile risalire al guidatore e capire in che condizioni si sia allontanato dal luogo del sinistro. San Biagio di Callalta è una comunità di nuovo sotto shock per la scomparsa questa volta di un 46enne, Andrea Buosi, ieri vittima di un incidente davvero assurdo a Volta Barozzo nel Padovano. In questi giorni purtroppo, perché è anche come è successa una cosa che dà dell'incredibile, ma il mio pensiero va alla famiglia alla quale manca un figlio, ecco. Questo è in questo momento il pensiero. Queste tragedie ormai non so, troppe volte si ripetono, non dovrebbero mai accadere. È una dinamica assurda sulla quale si sta ancora indagando, quella che ha causato la morte del trevigiano Andrea Buosi, 47 anni. L'uomo in mountain bike stava percorrendo alle 9 del mattino di Pasqua le chiuse di Volta Barozzo nel Padovano quando il manubrio della sua bicicletta si sarebbe agganciato alla spalletta del ponte. Buosi è stato sbalzato dalla sella finendo una decina di metri sotto nelle acque del fiume Bacchiglione. Un testimone lo ha visto affiorare e poi sparire sott'acqua. Immediato l'allarme, tempestivi soccorsi
soccorsi, ma del tutto inutili. Il corpo è stato recuperato un'ora dopo, verso le 10. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Padova, i vigili del fuoco, oltre al personale del SUEM che non ha potuto che accertare la morte dell'uomo. Buosi viveva da poco nel Padovano dopo una vita trascorsa a San Biagio di Callalta, dove restano i genitori e le sorelle. Per loro e per l'intera comunità è il momento del dolore. Un volto conosciuto anche tra i giovani, dove si stava in compagnia la sera o in altre occasioni quando c'era il momento di stare insieme, quindi si rideva, si scherzava e si parlava e oggi purtroppo non si può più parlare con lui. Ancora da fissare le date del funerale che si terrà a San Biagio di Callalta. E sono davvero disperate le condizioni della ragazza di 24 anni rimasta coinvolta sabato mattina alle 6 a Padernello di Paese in un incidente stradale. La 24enne residente in Trentino ma di origini kosovare era in macchina con la sorella di un anno più grande quando si è scontrata contro un camion. Nello schianto ha riportato gravissimi danni cerebrali. Per questo resta ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello, dove è assistita dai genitori. Domani si procederà con ulteriori accertamenti. Ed è stata una Pasquetta di mobilitazione, di interventi anche da parte dei vigili del fuoco, quello più complesso a Borso del Grappa. È stato un pomeriggio di mobilitazione in comune di Borso del Grappa, dove alle 12:30 è scattato un allarme incendio. La segnalazione è partita da alcuni parapendisti che stavano sorvolando un bosco e che hanno visto svilupparsi le prime fiamme. La combustione si è alimentata in una zona difficile da raggiungere a piedi, così per spegnere rapidamente il rogo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero delle forze antincendio regionali. Sul posto i volontari dei vigili del fuoco di Asolo con le 2 autobotti e l'AVAB Pedemontana del Grappa, supportata da quella di Valdobbiadene. Allertate anche le altre squadre antincendio boschivo del territorio. Vista la situazione è stato richiesto a tutti i parapendisti di non alzarsi in volo o atterrare quanto prima in zona sicura. Decine i lanci effettuati con elicottero, alle 5 del pomeriggio erano già una quarantina, ma il lunedì di Pasquetta è stato caratterizzato da diversi interventi in tutta la Marca. Più o meno contemporaneamente all'allarme di Borso, un rogo si è sviluppato in via Perosin, a Nervesa della Battaglia, dove a prendere fuoco in un'abitazione privata sono state una tettoia, una catasta di legna e un Range Rover. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno circoscritto le fiamme evitando si propagassero altrove, e già intervenuti di prima mattina alle 7:15 a pochi metri dal campo nomadi in via Nuova Feltrina per le fiamme che hanno coinvolto un furgone, un Fiat Ducato. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso anche i carabinieri, nessuna persona è rimasta ferita. Nel pomeriggio di oggi rimaniamo sempre in comune di Borso del Grappa. Il SUEM di Crespano e il soccorso alpino con l'elicottero sono intervenuti per soccorrere un climber caduto da una palestra di roccia in Valle Santa Felicita. Sul posto un medico, un infermiere e la squadra del soccorso alpino che lo ha raggiunto a piedi, imbarellato e trasportato al mezzo fuoristrada. Si tratta di una 60enne di Schio. E devo darvi anche un altro aggiornamento che arriva dal Friuli Venezia Giulia, da Tramonti di Sopra, dove un uomo di 45 anni residente a Vaionte è precipitato nel torrente Meduna ed è morto. La tragedia quindi nel pomeriggio, si tratta di Andrea Dal Farra, 45 anni, residente a Vaionte, originario per parte di madre di Erto. Era tecnico del soccorso alpino dal 2011. Non chiare le circostanze dell'incidente, l'uomo è caduto da una delle griglie del torrente da un'altezza di soli 3 metri, che però gli è stata fatale. Con lui c'era anche la compagna, anche lei tecnica di soccorso alpino, che si è subito precipitata nel torrente riportandolo a riva e praticandogli il massaggio cardiaco. Tutto inutile, l'uomo è deceduto, così dunque a Tramonti di Sopra. Ancora per la cronaca ritorniamo nel Trevigiano, perché nel fine settimana i carabinieri della stazione di Valdobbiadene hanno tratto in arresto in flagranza di reato un italiano di 35 anni per possesso ai fini di spaccio di varie sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il giovane in circostanze sospette sulla strada fra Segusino e Valdobbiadene, procedendo quindi a un controllo nei suoi confronti, controllo che poi si è allargato anche nella sua abitazione, dove appunto è
è stato trovato un ingente quantitativo di droga. Il giovane è stato così arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Parliamo adesso di Covid, il Covid che è ritornato prepotentemente in una chiesa conventuale di Conegliano. Parliamo del convento dei frati minori cappuccini. Degli oltre 20 frati presenti, 26 per l'esattezza, oltre la metà si è ammalata e ci sono stati 3 ricoveri. Questa è la testimonianza del padre superiore Fra Giorgio. Si è fatto vivo dopo 2 anni il Covid e ha regnato e imperato in convento. Nonostante tutte le precauzioni che abbiamo preso, abbiamo resistito 2 anni e adesso praticamente dalla prima settimana di aprile è entrato un po' in sordina e poi, avendo le persone anziane, qui è difficile, sono state contagiate, per fortuna in modo leggero. Troppi casi di Covid e così la chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Conegliano è rimasta chiusa proprio nei giorni delle celebrazioni pasquali. A raccontarlo il superiore della fraternità, padre Giorgio Basso, tra i pochi a non essersi ammalati. Dei 26 confratelli, i 3 che già avevano patologie croniche e respiratorie sono finiti in ospedale, 2 a Vittorio Veneto, 1 a Conegliano. Fortunatamente, sottolinea padre Giorgio, nessuno è grave, nemmeno tra i soggetti più fragili. Siamo tutti vaccinati con la terza dose e quindi purtroppo, però in compenso il vaccino ha servito per non aggravare le cose, insomma. Perché poteva andare peggio se non fosse. Certamente, se non ci eravamo vaccinati sicuramente le cose andavano molto molto peggio, perché ci sono alcuni casi patologici molto importanti, insomma, e quindi questo vaccino ci ha salvato, insomma. Una Pasqua vissuta in isolamento, ma non per questo meno Pasqua, anzi. Abbiamo fatto la nostra Pasqua di risurrezione e purtroppo con il dolore di questo Covid, però in modo sereno, insomma. Differente dalle altre Pasque, è chiaro, questo non avendo celebrato tutto il periodo della settimana santa, però Cristo è risorto lo stesso, questa è la bella cosa. C'è quindi il Covid che rimane con le sue varianti Omicron 2 in testa, ma c'è anche il long Covid, gli effetti sul lungo periodo del Covid. Circa 150 trevigiani attualmente in cura riabilitativa nel territorio provinciale. Facciamo il punto. Abbiamo osservato in un 10% dei casi delle forme particolarmente severe che hanno interferito molto con la qualità di vita, la vita delle persone, addirittura persone che hanno dovuto cambiare lavoro. Il Covid e quei sintomi che persistono per mesi o che compaiono anche a settimane di distanza dalla guarigione dal virus. È un flusso continuo di pazienti, visto il perdurare del contagio, quello preso in carico dal Dipartimento di Riabilitazione dell'ULSS 2 sul territorio provinciale. Attualmente stiamo seguendo circa una 50 di persone per ogni distretto, quindi tra 100 e 150 persone. Circa tra un terzo e la metà sono ancora persone che abbiamo preso in carico dalla seconda, terza ondata. Principalmente donne, spiega il dirigente del servizio. Al di là di chi ha avuto conseguenze gravi agli organi interni, le problematiche da affrontare possono essere le più varie. I sintomi sono molto diversi tra di loro, ci sono degli studi che addirittura elencano 200 fino a 200 sintomi diversi, possono essere davvero coinvolgere qualunque organo, apparato e funzione. I più comuni sono comunque 3. E sono la debolezza, l'astenia, quindi la facile affaticabilità, la sensazione di mancanza di respiro e poi quella che viene chiamata anche nebbia mentale. Se i casi più complessi sono seguiti direttamente dagli specialisti, sul fronte riabilitativo si lavora anche a livello ambulatoriale. È un ricondizionamento allo sforzo fisico, in qualche modo per combattere gli aspetti di facile affaticabilità. Ci appoggiamo anche a neuropsicologi e a psicologi per quanto riguarda invece gli aspetti più emotivi o più legati alle difficoltà di concentrazione, e soprattutto una cosa un po' tipica anche di queste forme è che magari dopo periodi di relativo benessere i sintomi si possono ripresentare anche abbastanza inaspettatamente, quindi con una certa fluttuazione, però nel tempo la tendenza è verso il miglioramento. Ritorniamo a parlare della Pasquetta dei trevigiani. Quella di oggi a Treviso è stata senza dubbio una giornata, una festa green.
Pasquetta ecologica a Treviso, interno Mura ha vietato le auto in un insolito lunedì in cui ti aspetteresti di trovare ben poche persone a passeggio, complice la tradizionale gita fuori porta. E invece strade e piazze brulicano di trevigiani e visitatori. Abbiamo un'invasione pacifica di biciclette in centro, tantissimi turisti, e quindi abbiamo deciso di collocare la domenica ecologica in un giorno di festa diverso, che appunto è lunedì di Pasquetta. E non abbiamo notizie di traffico importante, e abbiamo deciso di mettere a disposizione, come tutte le domeniche ecologiche, in questo caso lunedì, tutti i parcheggi a nostra disposizione per arrivare tranquillamente vicino al centro e poi utilizzare o la bicicletta o andare a piedi. Parchi d'accesso alle mura chiusi se non a residenti e categorie esentate, parcheggi interni di conseguenza semivuoti, pieni quelli all'esterno, bar, locali e anche qualche negozio aperti, gruppi di ciclisti o famiglioli in passeggiata che ritornano padroni delle strade. È sicuramente un momento importante, noi sappiamo che queste domeniche ecologiche, questi lunedì ecologici di Pasquetta ci sono imposti alla regione, ma perché non sfruttarli per godersi la città in libertà? Peraltro abbiamo un afflusso di turisti veramente importante, abbiamo dei dati incoraggianti anche dopo il lockdown degli anni scorsi, visto l'affluenza aeroportuale. Al di là dell'obbligo di legge di programmare e svolgere le giornate ecologiche per contribuire a ridurre lo smog, conclude l'assessore all'ambiente Manera, questi appuntamenti si stanno rivelando delle opportunità positive per la città. I bilanci sono stati estremamente positivi, onestamente, perché poi anche le persone si abituano, i ristoratori hanno capito e quindi hanno fornito un servizio a tutta quella gente che ha invaso pacificamente la nostra città. Una domenica ecologica fa abbiamo avuto veramente numeri da record, e quindi anche oggi mi aspetto la stessa cosa. Una giornata regolare con flussi importanti ma sotto controllo, quella di Treviso, lo conferma anche in questi minuti il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Buon afflusso di persone in centro e numerose le presenze di turisti anche in gruppo in visita alla città, molto frequentata l'area estera e flusso veicolare intenso verso le spiagge dalla città. Nessun incidente di rilievo se non una fuoriuscita autonoma che possiamo vedere stamattina verso le 10 sul Terraglio, con fuga a piedi della conducente che parlava straniero, probabilmente dell'est europeo. In corso accertamenti trattandosi di un veicolo a noleggio. Ed è stata una Pasquetta di mobilitazione per tanti cittadini residenti nel Montello e dintorni che si sono ritrovati sulle grave di Ciano contro il progetto di un grande bacino di laminazione per cui pende un ricorso presso il Tribunale delle Acque di Roma. Ne abbiamo parlato tante volte. Giù le mani dal Piave, lo slogan della passeggiata ecologica che ha visto il patrocinio dei comuni di Crocetta, Vidor, Moriago della Battaglia, Sernalia, Pederobba, Giavera, Nervesa, Volpago. A organizzarla diversi comitati ambientalisti. Le grave sono un ambiente unico e noi continueremo a ribadirlo in ogni sede, ha detto il sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena. L'appuntamento, lo vedete anche nelle immagini, ha visto la partecipazione di tantissime persone di ogni età, tante le famiglie e anche gli amministratori della zona. Parliamo adesso di energia e dei costi dell'energia dal punto di vista degli industriali che dicono ci sono troppe speculazioni, il governo deve intervenire subito o si rischia di annullare la ripresa. C'è qualcuno che sta guadagnando molto in tutto questo e sicuramente qualcuno specula e andrebbe monitorato anche questa cosa. Di fronte all'escalation dei prezzi, energia su tutto, quella degli industriali più che un'ipotesi è una mezza certezza. Anche per questo si chiede al governo di essere più incisivi. In ballo c'è la ripresa conquistata a fatica nel corso del 2021. Sicuramente non si rispetteranno i pronostici che si erano fatti l'anno scorso, dove dopo il Covid si è visto un rimbalzo dell'economia proprio positiva ed era da anni che non si vedeva questo nel nostro paese ed è un peccato. Per sperare servono misure strutturali. Il tetto al prezzo del gas è la principale opzione sul tavolo, ma non è l'unica. Da recuperare c'è parecchio tempo. Intanto non abbiamo fatto una politica lungimirante in passato, quindi non possiamo neanche piangerci addosso, ma la politica non ha fatto quello che doveva fare. Ora forse è troppo tardi, si cercherà di tamponare con delle soluzioni alternative, ma sicuramente è un problema non solo energetico, non solo del gas, ma che tocca un po' tutte le materie.
Il messaggio all'esecutivo Draghi è di rimettere l'impresa al centro e non interrompere bruscamente l'andamento positivo della manifattura veneta. Che si venga incontro a quelle sono le esigenze delle imprese. Io rappresento il mondo delle imprese, per cui sicuramente bisogna capire quali sono gli aumenti e cercare di tamponare almeno questa situazione, sperando che la situazione abbia toccato il fondo e da lì si veda un attimo di luce. Le questioni amministrative ci portano a Castelfranco Veneto, dove non si placa la discussione sul nuovo impianto natatorio previsto dall'amministrazione comunale. Sono 20 anni che si discute di piscina e non siamo ancora riusciti a concretizzarla. Ha perso anche la sua proverbiale pazienza il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. L'ha persa per il futuro di questo edificio, di quest'area, ma soprattutto di un servizio ai suoi cittadini. Stiamo parlando della piscina comunale che, come si vede, ha bisogno di una nuova struttura. Fin qua tutti d'accordo. Ma dove? L'ex sindaco e oggi nei banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale Maria Gommierato non ha dubbi. Noi diciamo ci sono altre realtà dove si può meglio, per accessibilità e per logistica, creare un impianto natatorio grande così come lo vuole creare la maggioranza, facciamola da un'altra parte. Già perché il progetto, peraltro avanzato, prevede la sostituzione con ampliamento dell'attuale struttura, che significherebbe per le opposizioni quantomeno uno stop per oltre un anno dell'attività natatoria in città. Ma sempre secondo Gommierato, oltre ad un complesso sproporzionato che si mangerà parte di questo parco, il vero problema saranno i parcheggi. Il nuovo blocco andrebbe a occupare parte del parco giochi, che è anche parco intitolato ai Marinai d'Italia, e la rimanente parte del parco rischia di diventare parcheggio, pur limitato, ma ancora parcheggio a uso della nuova piscina. Dal canto suo il sindaco tira dritto, convinto che non si può tornare a ricominciare tutto l'iter. Mi sono candidato dicendo che la piscina l'avremmo fatta lì. Noi vediamo in quella location un ambito di rigenerazione urbana che assieme al palazzetto caratterizza da sempre quell'area come area sportiva. Sento critiche sul costo. Già perché ora, con quello che sta capitando, il rischio che non ci siano più i soldi. Oggi secondo me il tema è reperire le risorse, perché l'impianto è ambizioso. Ribadisco, valorizza assieme al palazzetto l'area, è prossimo al centro. Il tema dei parcheggi, per esempio, che si pone, chi studia ci dice che chi va in piscina sta un'ora al massimo, quindi c'è una turnazione dei parcheggi, e la rigenerazione urbana che possa prevedere magari un parco pubblico prossimo al Muson è confortato da alcuni studi di professionisti che ancora convincono il sottoscritto che lì sia il posto migliore. Adesso per noi la pubblicità, fra poco.